Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera la nostra pillola potrebbe intitolarsi Italia paese insicuro causa magistratocrazia. Ma più che il nostro titolo è, ahimè, la fotografia della realtà come si sta via via manifestando, soprattutto da quando il governo di centrodestra, che ha ottenuto un ampio mandato popolare anche per questo, sta coltivando la bizzarra idea di attuare ulteriori provvedimenti contro l'immigrazione clandestina, contro il traffico di esseri umani. Ebbene, oggi si sveglia l'ennesimo giudice, in questo caso un giudice del Tribunale di Catania, che non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa di un migrante arrivato dall'Egitto. E quindi sconfessando il decreto Paesi sicuri del governo, decreto che contemplava una lista anche dettagliata dei paesi sicuri, nella quale figurava anche l'Egitto. Il decreto governativo e quindi fonte di norma primaria, ma ciò nonostante, secondo il magistrato del Tribunale di Catania, tutto questo non esime il giudice dall'obbligo di una verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea. Sapete che il diritto dell'Unione Europea è il Moloch a cui si appendono tutti i magistrati ideologizzati per smontare i provvedimenti del governo eletto dagli italiani, specie in materia di immigrazione. Poi qualcuno ci dovrà spiegare perché questo diritto dell'Unione Europea, che tradotto nella lingua di lor signori è accoglienza di chiunque a prescindere, non valga in Germania o in Svezia, dove sono stati recentemente rimandati migranti in Afghanistan e in Iraq, che chiunque abbia 2 neuroni, ma forse anche mezzo, può capire sono paesi più insicuri dell'Egitto. Ma in ogni caso questo è l'ennesimo caso di un giudice che si frappone rispetto all'efficacia di un provvedimento del governo. Tra l'altro, tra i motivi per cui, secondo questo togato, l'Egitto non è un paese sicuro, c'è il fatto anzitutto che in Egitto c'è la pena di morte. Beh, con questo canone non è un paese sicuro, nemmeno la più grande democrazia liberale del pianeta, ovvero gli Stati Uniti d'America. Ma al di là dei paradossi di dettaglio, la sostanza della sua argomentazione è chiaramente viziata, credo da pregiudizio ideologico, perché questo giudice dice che in Egitto c'è la pratica della detenzione preventiva, peraltro invece anche in Italia ce n'è un abuso, ma comunque non sono infrequenti le sparizioni forzate, e questo è sicuramente vero. Ci sono insomma più che la possibilità in vari ambiti che vengano violati i diritti umani come li intendiamo in Occidente. Però qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se sinonimo di paese sicuro decidiamo che è paese con standard del diritto occidentali, nessun paese al di fuori dell'Occidente è sicuro. E quindi bisogna accogliere tutti quelli che arrivano dalla sponda sud del Mediterraneo, perché nessun paese è sicuro nel senso di corrispondente a canoni del diritto occidentale. Questo tra l'altro è un punto a favore del tanto vituperato Occidente, sempre dipinto come la sentina di tutti i mali. Evidentemente non è così, ma al di là di questa notazione culturale è inquietante l'argomento, perché apre le porte in senso anche letterale, non solo metaforico, all'accoglienza ancora più indiscriminata, ma soprattutto c'è la stortura proprio di metodo per una democrazia liberale, appunto occidentale. Per cui sta emergendo sempre di più che in Italia la visione e la gestione della politica migratoria non solo è appannaggio del potere giudiziario, o meglio dell'ordine giudiziario a scapito del potere politico, che già è uno sbrego immane in qualunque alfabeto costituzionale liberale, è già una palese contraddizione della separazione dei poteri codificata illo tempore tra gli altri da un tizio che si chiamava Barone di Montesquieu. Ma qui è addirittura peggio, cioè la politica migratoria è appesa di volta in volta alle turbe ideologiche del singolo giudice, che può sempre impugnare un provvedimento del governo appellandosi al Moloch europeo.
Cioè non solo la politica è espropriata da una torsione ideologica della giustizia, ma in questa torsione non c'è una univocità. Tu sei letteralmente appeso al magistrato ideologizzato che la mattina si sveglia e ti smonta la decisione X, la decisione Y, cioè sei perennemente esposto alle singole invasioni dei singoli magistrati. È un paese in cui sei esposto all'arbitrio di magistrati che tendono a interpretare la legge in base ai loro convincimenti più che applicarla, è tecnicamente un paese insicuro. Quindi la provocazione, per esempio, oggi di Matteo Salvini, che definisce appunto l'Italia un paese insicuro a causa dell'iniziativa di magistrati che non applicano la legge, non è mica tanto una provocazione, è quello che sta succedendo. L'Italia è un paese insicuro causa magistratocrazia. E no, non è affatto una bella notizia. Grazie a tutti, a domattina.